Gentili spettatori, benvenuti qui al Palla Rigopiano, Palla Scorrano di Pescara, dove la Color Max per la sesta giornata di andata del campionato di Serie A maschile 2019-20 sta per affrontare la squadra del Sandro Abate Avellino, che indossa la casacca nero-verde, che sono appunto i colori sociali nero-verde. Alla sinistra della nostra postazione, pilotata da Massimo Lupacchini alla camera. A destra c'è la squadra del Color Max Pescara ex Civitella Casanova, che indossa una casacca tutta celeste. Bianco-azzurri sono i colori della squadra abruzzese, che è in una condizione piuttosto di difficoltà per le assenze e anche per la classifica, contro una matricola che invece sta andando molto bene, che ha 9 punti fino a questo momento, ma parleremo subito dopo, perché la partita ha avuto il suo via. È già una grandissima opportunità con un colpo di tacco delizioso di Misael su assist di André Ferreira per i locali, dopo una manciata di secondi, appena 12 secondi dall'inizio del match, che viene diretto dai signori Alex Iannuzzi di Roma 1, Lorenzo Di Guilmi di Vasto, cronoman Domenico Donato Marchetti di Lanciano. Le formazioni in campo sono le seguenti. Per la squadra ospite abbiamo il portierone Molitierno, che non ha bisogno di presentazioni, Lollo Suazo, ex Napoli, Fantesele, anche lui ha giocato in Abruzzo, è sicuramente tra i giocatori di maggiore qualità. Abate, che è il fondatore di questa squadra, ne parleremo dopo, e Victor Mello. Per gli abruzzesi Mazzocchetti, Misael, Dudu Morgado, Fabigno e Ferreira. Assenze, diciamo, pesanti, molto pesanti per la squadra abruzzese, che non ha un roster elevato, questo si sa, soprattutto perché mancano il capitano Coco Smith e Sergio Parra, lo spagnolo, che si è infortunato nel corso degli allenamenti settimanali. Per la formazione invece di Ivan Oranges, pesantissima l'assenza per squalifica di Gianluca Barbieri Miotto, uno dei giocatori più importanti, più prestigiosi, tra l'altro autore finora di 5 marcature delle 19 complessive, con cui la squadra irpina sta facendo veramente grandi cose, diciamo, con 9 punti, 3 vittorie e 2 pareggi, anche se ha giocato più turni in casa. Questo è il sesto incontro. E anche la formazione del mister Saverio Palusci ha giocato 4 partite con questa in casa e 2 in trasferta. Vi diremo poi tanti dettagli. Intanto si riparte con la cronaca diretta. Non c'è stato altro al di là del colpo di tacco di Misael dopo 13, 12, 13 secondi, che ha messo in difficoltà la formazione ospite, che come sappiamo è una matricola, una delle tante di questo campionato strano, passato da 12 a 16 squadre. Intanto Dudu Morgado ruba palla, 3 contro 2, grande recupero della difesa ospite, che può anche pensare a questo tentativo di attacco, palla che in diagonale finisce fuori di non molto, di Victor Rossi Mello, giocatore anche lui assolutamente imprescindibile. Victor Mello, autore fino a questo momento di 2 marcature. Il miglior realizzatore, oltre a Gianluca, assente, ripetiamo, per squalifica, è Fantesele, con 5 gol anche lui. Lollo Suazo, ex partenopeo di assoluto spessore, di grande qualità, così come ex Napoli. Intanto c'è il gol di Fabigno, gol, vediamo un po' se viene convalidato. Sì, no, calcio di punizione. Fabigno aveva anticipato il portiere Molitierno, che si lamenta dopo 1 minuto e 42 secondi, gol annullato dunque, gol di Fabigno. È tutto da rivedere chiaramente, perché ci sono 2 tesi. Intanto gran botta della formazione ospite con Fantesele, risposta di Mazzocchetti, che adesso abbranca la palla e può appoggiare Fabigno, autore del gol di cui si parlava poco fa. Un gol annullato sicuramente da rivedere a rallenti, perché naturalmente c'è chi propende per un colpo assolutamente pulito di Fabigno, che avrebbe anticipato Molitierno, che stava sovrastandolo con le braccia. È stato anticipato d'un soffio e la palla si è infilata in rete, con una palombella imprendibile per Molitierno, che è portiere della nazionale italiana insieme con Stefano Amarella e Miarelli, 3 M di assoluto prestigio e soprattutto 3 italiani come portieri della nazionale. Questa è una grandissima soddisfazione, ma ce ne sono anche tanti altri della nostra scuola di portieri. Dunque torniamo al gol annullato. Dicevamo, Fabigno si lamenta, dice: io non ho toccato nessuno,
il portiere dice io ero in uscita, stavo per prendere la palla e invece mi ha anticipato col corpo e quindi avrebbe commesso fallo sul portiere. Gli arbitri hanno pensato su un attimo e poi hanno deciso per l'annullamento. Intanto c'è stata questa bella esecuzione dalla distanza della formazione in maglia nero-verde con Lollo Suazo che ha fatto preoccupare non poco Mazzocchetti, che ha messo in calcio d'angolo. Attenzione all'anticipo di Fabinho, 2 contro 1, grande opportunità per il Color Max che a porta vuota questa volta segna con Misael 1-0 per il Color Max Pescara sul Sandro Abate Avellino dopo quasi 3 minuti, 2:56. Gol che sinceramente con un avvio veemente la squadra di casa sembra aver meritato, perché ha avuto l'occasione di tacco dopo pochi secondi, il gol annullato e questa bella azione combinata da Fabinho che ha anticipato il suo avversario e poi è stato gioco facile 2 contro 1 appoggiare a Misael che a porta vuota ha segnato un gol che avremmo realizzato anche noi. Intanto attenzione a questo tentativo ancora di Lollo Suazo, ancora Fabinho scatenato dall'inizio del match, però vanno anche segnalate 2 conclusioni dalla distanza degli ospiti che adesso subiscono il gol del raddoppio. 2-0, gran botta missile di Dudu Morgado, 2-0 per Color Max Pescara quando sono trascorsi 3 minuti e 17 secondi. Un avvio pazzesco della squadra di casa. Sapevamo che ha lavorato tantissimo in questa lunga pausa perché deve scuotersi, una squadra che ha grosse difficoltà di varia natura, compresa la classifica, ma adesso veramente un 1-2 micidiale nel giro di pochissimi secondi, praticamente in 20 secondi, un 1-2 dunque con cui la squadra del Color Max Pescara è in vantaggio contro un Sandro Abate forse che non si aspettava un avvio del genere, e quindi siamo sul 2-0 del Color Max Pescara sul Sandro Abate Avellino. C'è un lancio tentato in direzione di Fabinho da parte di Gonçalves Misael che si è fatto trovare pronto sull'appoggio di Fabinho poco fa. Bravissimo Fabinho a anticipare il suo avversario. Stiamo parlando addirittura del gol annullato, invece ne sono arrivati 2 validissimi. Bellissima l'esecuzione della seconda marcatura di Dudu, imprendibile per il pur bravissimo Molitierno, Francesco Molitierno, che conosciamo da una vita, giocatore di assoluto spessore, classe 89, poco tempo fa, compiuto 30 anni. Intanto ci ha provato Fantesele dalla distanza, ancora una risposta ottima da parte di Mazzocchetti. Ci riprovano gli ospiti con una serie di tiri che vengono intercettati. Anche questa esecuzione è stata respinta dalla difesa sul tentativo da parte di Victor Mello. Attenzione a questo aggancio di Fantesele che riesce a trovare anche il pertugio per la conclusione, però è apparsa debole. Pressing molto alto dalla squadra di Ivan Oranges che è rimasta sorpresa da questa partenza sprint. I locali che stanno vincendo 2-0, locali che hanno inserito anche dall'Onder, eccolo qua, l'ex Sestu che adesso tocca palla, il pivot della squadra abruzzese che però poi finisce col perdere il controllo del pallone. Si riparte con un Sandro Abate frastornato che naturalmente riuscirà a trovare le giuste misure in un secondo tempo, perché questo avvio era assolutamente insospettato, insospettabile e impensabile. L'appoggio viene equivocato un po' da 2 giocatori che lasciano scorrere la sfera. È entrato Bebetigno, altra vecchia conoscenza, anche lui tanta storia nel suo passato. Sandro Abate, di cui parleremo poi per la sua storia invece del suo albo d'oro, perché ci sono tante cose da raccontare per questa squadra dedicata dal fondatore Massimo Abate al papà Sandro. Ecco perché si chiama Sandro Abate, un imprenditore scomparso prematuramente, e approfittiamo anche per ricordarlo il figlio Massimo, che tra l'altro è stato inserito dall'avvio del match, poi in suo onore ha tirato fuori questa squadra che ha dato solo soddisfazioni in tanti anni, dalla fondazione in poi.
conclusione risale a 7-8 anni fa più o meno. Tanto il tentativo di affondo degli ospiti non riesce. C'è anche Abdala che è appena entrato, eccolo qua, giocatore argentino, costretto a dare indietro a Fantesele che scarica su Bebetigno, ancora per l'ex Montesilvano. Abdala si gira, ma sulla traiettoria c'è il piedino di Misael, ex Lazio, giocatore assolutamente di grande spessore, Misael Gonçalves. Classe 95, 24 anni, ragazzo molto molto interessante, un sinistro velenosissimo, pericolosissimo per qualunque portiere. Palla indietro, la conclusione a volo, ormai è un cliché sempre più frequente, ripetuto dalle varie squadre, da là in giù. La conclusione comunque di Victor Mello è stata rintuzzata dalla difesa del Color Max Pescara, che ha tirato un po' indietro il suo baricentro in questa fase del match, controllando anche sull'area di un entusiasmo impensabile. Ha cercato uno scossone, l'ha trovato in questi primi minuti, in 3-17, ha realizzato praticamente 3 gol, di cui 2 validi. È una conclusione pericolosissima che Francesco Moliterno ha esorcizzato con lo sguardo, è finita fuori di un soffio. Attenzione a questa bella combinazione rapida degli uomini di Oranges. Adesso quelli di Palucci invece fanno un cambio, esce Misael, è entrato per Luigi Gagliani, giocatore di Chieti, difensore molto promettente, che nella passata stagione, nell'attesa dell'esordio in Serie A, ha avuto una grande sfortuna, quella di avere legamenti rotti e quindi potuto rientrare soltanto in tarda primavera, ma non è stato naturalmente semplice nonostante la giovane età, anche lui 24 anni da poco compiuti a settembre. 13-19 da giocare, sempre 2-0 in favore del Color Max Pescara. È stata un po' sorpresa, ma il Sandro Abate sta crescendo, ci sta provando con una squadra. Intanto vediamo a sorpresa anche il capitano Coco Smith. Questa è veramente una sorpresa per tutti, perché sappiamo come il capitano abbia delle grosse difficoltà per uno stiramento, per un dolore alla caviglia piuttosto gonfia, e invece è in campo, è un po' all'insaputa di tutti. Parra non c'è, come diciamo, infortunato, ma soprattutto il capitano nella precedente partita. Intanto bel tuffo di Mazzocchetti che elude l'intervento alle sue spalle di Victor Mello, che appoggia subito al centro per Fantesele, però la palla perviene a Coco, che rischia da gran capitano, coraggiosissimo, veramente capitani coraggiosi, un po' ci ricorda un testo di avventura di assoluta qualità, letteratura dell'infanzia. Intanto si riprende con Bebetigno che cerca compagno libero, Fantesele che non è ancora uscito per niente, così come Victor Mello che adesso fraseggia col suo compagno. Si alza la pressione dei locali, 12,5 ancora da giocare, sempre 2-0 con i gol di Misael e Dudu a distanza di 20 secondi l'uno dall'altro, e con il precedente gol di Fabinho annullato dal direttore di gara di Vasto, quindi abruzzese anche lui, Lorenzo Di Guilmi. Ci riprovano gli ospiti che cercano lo spazio, la conclusione rasoterra da parte di Abdala. La palla però è preda del portiere Mazzocchetti senza particolari problemi. Victor Mello contro Dall'Onder, alla meglio il giocatore Campano. Bebetigno, ancora Bebetigno, poi numero 7 che è entrato da poco, Zekets, un nome difficile anche da pronunciare, Gerardo Ariel, detto da tutti Geri, lo chiameremo così per fare prima, anche se sulla maglia stampato il suo cognome. Finisce per le terre per uno scontro con Gagliani. Victor Mello
ancora una volta Di Guilmi che interviene, ci mette un po' di tempo, un po' in ritardo, ma fischia questa punizione a favore degli ospiti quando mancano 11:11 alla conclusione della prima frazione, che vede sempre in vantaggio i locali con gol di Misael e di Dudu dal terzo quasi pieno al terzo e 17 secondi, quindi in totale 20 secondi. La lunghissima rincorsa, vedremo se ci sarà una conclusione in porta, e sì, ci mette il piede sul tiro di Abdala Mazzocchetti, che finora ha parato molto bene, è stato molto sicuro, ha detto di no a più tentativi reiterati. Invece la squadra abruzzese pensa soprattutto a difendersi. Ecco la transizione con Dall'Onder, gran botta, bravissimo Moliterno, bellissima l'azione ideata da Gerry, che però poi non riesce a mantenere il possesso di palla sul campo, sfera fuori sia pure di poco. La ripresa del gioco è affidata a Coco Smith, il capitano, che ha detto coraggiosamente in campo. È rientrato anche Andrea Ferreira, è entrato anche Fabinho, 1 contro 1, attenzione Fabinho, la buona opportunità, e poi c'è il palo e la conclusione successiva di Coco che viene spenta in calcio d'angolo dai locali, quindi palo di Fabinho. Palo di Fabinho quando sono passati 9 minuti e 20. Poi la conclusione dalla distanza di Pierluigi Galliani, e dice di no Moliterno, quindi palo di Fabinho, un'altra opportunità sciupata, più che sciupata, sfortunata da parte dei locali, che hanno rischiato, tra virgolette, di passare sul 3-0. Cosa qualche problema la formazione irpina quando i locali attaccano, e locali che stanno ritrovando un po' le caratteristiche della passata stagione, quando hanno creato un vero e proprio rischio continuo per gli avversari in fase di transizione. Avevano anche un giocatore straordinario come Titon, che di gol ne avesse segni credo 15-16 se la memoria non mi inganna. Tanto abbiamo visto poco fa il tiro a volo di Bebetigno finito sull'esterno della rete, con gli occhi vigili però del portiere Mazzocchetti. Bel lancio in direzione di Fabinho, pronta l'uscita però di Moliterno a chiudere lo spazio. Tanto c'è una rimessa al fallo laterale in favore dei locali con Andrea Ferreira. Scambio avvenuto, Misael cerca di fare da solo, guadagna soltanto un fallo laterale. Galliani fa da sé, un colpo di tacco a rischio, bravo Mazzocchetti uscire e allontanare la minaccia, rischiato molto Galliani. Attenzione Bebetigno, poi Gerry, la conclusione affievolita dall'intervento provvidenziale di Andrea Ferreira, che ha spento la virulenza del colpo che sembrava destinato all'angolino opposto. Nessun problema dunque per Mazzocchetti. Lollo Suazo. La conclusione della distanza ravvicinata, chiude lo specchio il portiere Mazzocchetti, poi Galliani mette in fallo laterale. 9 minuti e poco più alla conclusione di questa prima frazione, sempre in vantaggio i locali, che hanno avuto anche la sfortuna di un palo poco fa, palo esterno, poi Coco è stato preceduto da un difensore in calcio d'angolo. Tentativo di Lollo Suazo, che ricordiamo con tante prodezze con la maglia del Napoli, altra società che purtroppo è scomparsa dal panorama nazionale. Questa è una magagna che si ripete da tempo. Intanto è stato fermato poco fa il numero 6 De Crescenzo, una bandiera un po' per Sandro Abate. Attenzione a questo attacco, è solo Fantesele, è stato bravissimo, ma grandissima risposta di Mazzocchetti, bravissimo Fantesele a superare in velocità l'avversario con una finta, e poi ha scaricato un destro violentissimo sul secondo palo. Bravissimo Mazzocchetti, che ha intuito tutto, messo in calcio d'angolo, che sta per essere battuto
dalla formazione ospite. Palla tesa, tiro a volo di Gerry che però viene rintuzzato dalla squadra abruzzese, che va a guadagnarsi anche una rimessa dal fallo laterale. Esce André Ferreira, torna in campo Coco Smith. Poi Fabinho che cerca con una girata di impensierire Moliterno, palla comunque nettamente fuori anche perché era troppo lungo il tutto. La conclusione dalla distanza di Fantesele è fuori. La rimessa in gioco di Mazzocchetti, 8 minuti e 12. La rimessa in gioco in favore dei locali. Di Guilmi puntualizza qualcosa, Misel che protestava, un colpo al fianco, adesso tutto a posto. Si riprenderà dal fallo laterale. Eccoci qua, si può riprendere dunque con Dudu che ci riprova, è andata bene al terzo minuto quando è riuscito a perforare la porta di Moliterno. Questa volta la conclusione è completamente diversa. Dudu Morgado, 38 anni a giugno li ha compiuti. Attenzione a questo bello scambio tra De Crescenzo e Fantesele. Inossidabile André Fantesele, 31 anni, non sono tanti, però sono neanche pochi. Lo ricordiamo, giovane, sempre bravo, velocissimo, anche ex Lazio, se la memoria non ci inganna. Niente da fare per De Crescenzo, la palla arriva innocua tra le braccia di Mazzocchetti che ha già provveduto al rinvio con Dudu Morgado pressato, ancora De Crescenzo che ha cercato di rubargli palla. Attenzione a Misel, ci mette il corpo, attenzione, 2 volte, bravissimo Moliterno con Dall'Onder che non approfitta del tap-in. Bravissimo Francesco Moliterno, non a caso uno dei migliori portieri nazionali e internazionali. Bravissimo nella prima conclusione di Misel a colpo sicuro, e sulla respinta niente da fare per Dall'Onder, si è trovato di nuovo il piede del numero 22 Francesco Moliterno, tra l'altro autore anche di un gol un paio di settimane fa, un gol a testa anche Bebetigno e Abdala. Adesso già ricerca lo spazio per la conclusione di una squadra che ha realizzato finora 19 reti e restano 19 fino a questo momento. Ne aveva subite 13 più 2 di oggi, diventano 15, quindi meno 4. Attenzione, contrattacco e poi l'appoggio di Coco al tutto solo Dall'Onder. Di Guilmi va ad ammonire Dudu Morgado per proteste. Ha deciso ancora Di Guilmi. Decisione che ha sollevato le proteste vibranti del direttore sportivo di Luzio e di tutta la panchina del Color Max Pescara. Poteva essere una grande opportunità per Dall'Onder, lanciato dal capitano Coco Smith. Discutibile questa decisione, francamente, è sembrato un impatto così falloso. Comunque terzo fallo per i locali, 0 ancora la squadra nero-verde che sta però perdendo 2-0. Stiamo rivedendo il Civitella di un anno fa, ora Pescara, qui al Pala Rigopiano. L'anno scorso si giocava al Pala Santa Filomena di Chieti, trasferimento in blocco di 3 squadre. Civitella, adesso Color Max, poi l'acqua e sapone. Attenzione, Moliterno non può uscire con le mani, la porta è semivuota. La conclusione di André Ferreira ancora ribattuta in fallo laterale, altra opportunità per gli abruzzesi. Dicevamo 3 squadre, la terza dopo l'acqua e sapone il Civitella di una maschile, anche per la femminile Montesilvano. Time out.
ci fermiamo anche noi quando mancano 6 minuti e 31 secondi. 2-0 per il Color Max Pescara sul Sandro Abate Avellino. 3 falli contro 0 fino a questo momento. Bene, si può riprendere a 6 minuti e mezzo, come dicevamo poco fa quando abbiamo staccato. Vi ricordo il percorso del Sandro Abate Avellino, che ha vinto la prima storica sul campo della Niene 3-2, poi ha perso in casa 3-4 nel derby con l'Eboli, ha battuto 5-1 in Latina, ha vinto clamorosamente 3-0 sul campo del Meta Catania, una delle squadre più forti di questo campionato. Poi ha perso, ma facendo soffrire la squadra vicecampione d'Italia, attuale capolista, con l'Acqua e Sapone in casa per 5-6. Bella girata di Andrea Ferreira, ma non può preoccupare Moliterno, che in 2 tempi fa il suo. De Crescenzo perde il contatto anche per l'intervento di Dudu Morgado. Si riparte da Lollo Suazo. Ancora De Crescenzo. Direzione di Dudu, fallo laterale già battuto. Abdala, bella questa azione, deviata, la sua conclusione in calcio d'angolo. Sotto i 6 minuti Sandro Abate Avellino tornerà a giocare in casa dopo questa lunga pausa di 2 settimane. C'è questo turno, ma in casa il 9 di novembre, ospitando il Dosson. Oggi sta giocando in contemporaneamente con la capolista Acqua e Sapone Unigross. L'attacco di Ferreira, che guadagna qualcosina, sì, forse il fallo laterale o l'angolo, no, è direttamente angolo, già battuto, nessun aggancio da Dudu Morgado, pensa al tiro, ci ripensa e poi la diagonale finisce fuori, non di molto, ma anche qui controlla tutto Moliterno. Fantesele, Di Crescenzo, ancora Fantesele, uno dei più pericolosi. L'idea è buona, poi la conclusione di Crescenzo di controbalzo dopo la respinta parziale di Dudu Morgado, che era sulla traiettoria e che aveva anticipato Abdala, che era ottimamente piazzato a ridosso di Mazzocchetti. Contrasto perso e poi il gol di Abdala, che ruba palla al capitano Coco Smith, che ha perso il contrasto. Quindi 1-2. Abdala porta in vantaggio, accorcia le distanze con un'azione tenace, perché ha cercato di rubare palla, poi non ci è riuscito, poi è tornato alla carica di Coco Smith, che si è scusato con la panchina. Non è errore da capitano, questo lo sappiamo bene. Quindi 2-1 quando siamo giunti al 15° minuto esatto del primo tempo. Accorcia le distanze Sandro Abate, che negli ultimi minuti di questo primo tempo si è visto più dinamico, più attivo, in cerca del gol, che ha trovato approfittando di un errore piuttosto marchiano del capitano, che ha perso il contrasto, e poi Abdala ha fulminato l'incolpevole Mazzocchetti a distanza ravvicinata. Quindi Abdala, secondo gol personale, 1-2 il parziale di questo primo tempo, con un Color Max molto attento, rigorosamente attento anche alle marcature, ma meno efficace in attacco, dove ha quasi rinunciato dopo aver conquistato il 2-0, approfittando di qualche ripartenza però velenosa e anche micidiale, perché
solo la sfortuna in occasione del palo, e poi Moliterno almeno in 3 interventi ha detto altrettante volte no ai suoi avversari di turno. Fantesele, 4:20 da giocare, 1 per il Sandro Abate Avellino, 2 per il Color Max Pescara, e conduce ancora, ma con merito, perché in effetti le occasioni le ha avute, e sta giocando sicuramente una più che buona partita nonostante la sua classifica precaria. 3 punti soltanto, con un'unica vittoria contro il Lido di Ostia e 4 sconfitte. È la squadra più perforata della Serie A, con 30 gol, 13 fatti, insieme con il Genoa, almeno fino ad oggi, e dopo l'Arzignano però, che di gol subiti ne ha 32 fino a questo momento. Ruba palla De Crescenzo, ha spazio per dare al suo compagno, che però perde il tempo giusto, Victor Mello. Grande recupero di Du Morgado, questo giovanissimo esordiente si fa per dire, mentre contropiede scatena il gol del 3-1, facile facile per André Ferreira, servito ottimamente da Gonçalves. Misael, 3-1 quando mancano 3 minuti e 39, tutto facile per André Ferreira. Bravissimo però Dudu, da cui è partito tutto dopo l'assist immediato in transizione, lo dicevamo poco fa, squadra pericolosissima in contropiede, l'appoggio a Misael immediato, dicevamo l'ulteriore assist in direzione di Andrea Ferreira. Niente da fare per il pur generoso Moliterno, 3-1, si ripristina la distanza di +2, 2-0 in più per la formazione abruzzese, quindi con un +2, ma siamo sul 3-1 quando mancano 3 minuti e 30 secondi, 3 minuti e mezzo alla conclusione di questa prima frazione. Andrea Ferreira sull'assist di Misael, ma il merito va scritto tutto a Dudu, che non soltanto è riuscito a ricostruire l'azione, a costruirla, a idearla, ma soprattutto ha intercettato un pallone d'oro che Victor Mero non ha saputo sfruttare dopo l'assist delizioso di De Crescenzo, che ha fatto la cosa più intelligente liberando il suo compagno. Ha tentennato Mello, forse voleva aggiustarsi il pallone, e così ha perso il tempo, dando a Dudu la possibilità non solo di rubargli palla al momento opportuno, ma anche e soprattutto di ripartire e servire Mise. Naturalmente erano in inferiorità numerica i giocatori irpini, che hanno naturalmente inevitabilmente subito il gol del 3-1, con cui il Color Max Pescara è in vantaggio. Fantesele, Abdala, autore dell'unico gol della squadra campana. Ancora Abdala, Bebetigno, Fantesele, anche lui perde il contatto col pallone, Misael è bravo a recuperare, subisce anche fallo. Adesso protesta Fabinho, perché forse vorrebbe l'ammonizione. Iannuzzi lo richiama, gli sta spiegando, decido io. 3-1 il computo dei falli, 3-1 il risultato con cui la squadra di casa sta conducendo il match quando mancano 2 minuti e mezzo alla conclusione di questa prima frazione, giocata meglio, decisamente meglio dal Color Max Pescara contro il Sandro Abate, da cui forse ci si aspettava qualcosa di più, ma c'è anche un avversario che ha grandi meriti anche a livello di concentrazione. E poi bellissima la traiettoria inventata, disegnata da Coco Smith per il colpo di testa in diagonale da parte di Misael Gonçalves, autore dell'assist precedente. Comunque la palla è terminata fuori di poco. Continua a giocare bene il Color Max, che ha inserito anche il numero 99, e perché classe 99, 20 anni, Loris Santa Croce, giocatore pratolano, ex Pratola, ex Città di Chieti. Si riparte da Abdala, siamo ormai nel contesto degli ultimi 2 minuti, questo 3-1 che pesa sulle spalle del Sandro Abate Avellino, anche se c'è poi tutto il tempo più questi 2 minuti esatti alla conclusione del match. Abdala si libera in un modo o nell'altro del suo avversario, poi la conclusione dalla distanza assolutamente impropria da parte della formazione ospite, che vi ricordo ha 9 punti in classifica, e che è arrivata in Serie A dopo aver conquistato la Coppa Italia di Serie A2, ulteriore merito nella passata stagione,
e aver sfiorato la promozione diretta, poi persa proprio all'ultimo respiro nella regular season in casa contro il comprensorio medio Basento, signor Prestito. Proprio in casa sfumata la promozione, però poi contro il Real Rogit ha vinto la finalissima dei playoff, e arrivando così alla promozione in Serie A, una delle tante consecutive, partendo dalla Serie D, addirittura ogni anno una promozione. Complimenti a questa bellissima realtà irpina, il Mercogliano Avellino. Intanto seguiamo con Gerry l'azione proprio dei neroverdi, ribattuta dall'Onder, che ci mette il piedone quando mancano 57 secondi alla fine del primo tempo, non privo di emozioni dopo il gol annullato a Fabigno dopo 1 minuto e 42 secondi, gol da rivedere come dicevamo. Sono arrivate le marcature al terzo e al 3:17 di Misael su assist di Fabigno, e il raddoppio di Dudu con una staffilata in diagonale al 3:17, 2-0 per i locali. Poi un palo di Fabigno al nono, 15esimo Abdala ha accorciato le distanze, il pasticcio del capitano Coco Smith, 16esimo minuto, mentre c'è un tiro tentato da Fantesele di sinistro che è terminato comunque al di sopra della traversa difesa da un ottimo Mazzocchetti. Fino a questo momento tutto bene. 16:25 per il gol del 3-1, autore Andrea Ferreira su assist perfetto di Misel in transizione. Stavolta il colpo di testa di un difensore della squadra irpina, si tratta di Victor Mello. Sì, è stato lui a precedere dall'Onder, hanno visto bene gli arbitri. Chiama schema 3 tecnico Palusci dalla panchina, 34 secondi, 3-1 il parziale, falli che non preoccupano le due squadre, 3 dei locali, 1 della squadra del Sandro Abate Avellino, che adesso attacca con Fantesele. Sì, pressato alle spalle, giusta la decisione sacrosanta, pressione dall'Onder. Calcio di punizione in favore dei giocatori ospiti davanti a un pubblico che non è certamente quello delle grandi occasioni. 2 turni in sospensione del campionato, un po' fatto disamorare, come succede in certi casi, perdendo il ritmo del campionato, che invece adesso avrà una serie di turni che addirittura sconfineranno anche il periodo natalizio, cosa inedita per questo torneo. Intanto Victor Mello ci prova direttamente sulle gambe però di dall'Onder, che devia in fallo laterale. Ultimi secondi, 25, Fantesele non riesce a superare Di Morgado che controlla, lungo lancio, però si smorza in fallo laterale. I locali invece torneranno a giocare in trasferta. Attenzione a questo attacco, bella la combinazione con Fantesele, non sfruttata adeguatamente a Bebetigno, che si arrabbia con se stesso perché ha alzato troppo la mira. Applaudo però il compagno per la sua idea. Dudu verso dall'Onder che fa da sponda, ancora dall'Onder, bella questa combinazione, 4-1 Fabigno, 4-1, bellissima azione tutta di prima, bravo anche dall'Onder che ha coniato questo appoggio per Fabigno. Infatti Fabigno, insomma, 2 pivot in campo, lo ringrazia. 4-1 pesantissimo per Sandro Abate Avellino quando mancano 6 secondi. Forse nessuno si aspettava questa coda improvvisa, Sandro Abate si è fatto sorprendere, ma grandissimo il merito dei giocatori locali che a 6 secondi dalla conclusione con Fabigno hanno aumentato il distacco. Palla che va sul fondo e adesso finisce il primo tempo 4-1 con gol di Misael, Dudu, Andrea Ferreira e Fabigno. Hanno segnato un po' tutti per i locali di mister Palusci. Ha accorciato sul parziale di 3-0 al 16esimo, al 15esimo parziale di 2-0 Abdala per la squadra del Sandro Abate Avellino. Eccoci al secondo tempo qui al Pala Rigopiano, Pala Scorrano di Pescara, dove il Color Max sta conducendo per 4-1 contro il Sandro Abate Avellino. Vedremo come si scuoterà la squadra di Ivan Oranges, che sicuramente avrà ben altre intenzioni rispetto a un primo tempo sottotono, come dicevamo in conclusione della cronaca della prima frazione, contro un ottimo Color Max Pescara che ha sbagliato veramente pochissimo e ha avuto altre opportunità clamorose oltre ai 4 gol.
soprattutto in fase di transizione dove è una minaccia continua. Una squadra che aveva queste caratteristiche l'anno scorso, come Alessandro Abate Avellino era anch'essa matricola allora Civitella, e questa è la partita che ha un po' ripetuto un cliché ben noto a coloro che seguono la squadra del presidente Augusto Recchia e dell'altro presidente Enzo Papalinetti. Si riparte da Mazzocchetti, che ha avuto sicuramente sempre molta lucidità nei suoi interventi durante il primo tempo. Adesso c'era una rimessa al fallo laterale per i locali, invertita dall'arbitro Di Guilmi, che ha annullato il gol al primo minuto e 42 secondi di Fabinho, che ha anticipato di testa il portiere Moliterno, azione che comunque dovremo rivedere con calma. Abdala, autore dell'unico gol dei campani, Abdala ci riprova di Crescenzo, poi c'è un fallo di mani assolutamente involontario a distanza ravvicinata di Du, protesta De Crescenzo, ma insomma evidentemente gli arbitri non se la sono sentita decretare questo intervento falloso. Ancora De Crescenzo, che non è dispiaciuto nel frammento di partita in cui è stato utilizzato. Bebetigno, ancora Davide De Crescenzo, adesso Abdala, la palla è per Bebetigno a distanza ravvicinata, grande intervento di Fabinho in fase difensiva. De Crescenzo va tutto da solo, prova il mancino, altro mancino, Misael che allontana, però la minaccia si ripartirà dal portiere maglia numero 22 Francesco Moliterno, che però lascia al suo compagno di squadra Bebetigno. Abdala scarica su Victor Mello, Bebetigno, Abdala, Victor Mello cerca spazio per il tiro, non lo trova, De Crescenzo, la botta viene ribattuta, poi Misael spostato proprio al limite della regolarità e poi segna, mentre protesta la panchina del Color Max Pescara, il raddoppio di Abdala, 2 gol per lui quando sono passati 2 minuti e 14 secondi, 4-2 il parziale. Stavano protestando i locali per un intervento che aveva spostato Misael, ancora una decisione che suscita la reazione della tifoseria locale. 4-2, prezioso questo gol, ancora Abdala che ha avuto via libera proprio in questo contrattacco, strada spianata, tutto facile, niente da fare per Mazzocchetti. Ancora Abdala, sicuramente tra i più attivi al di là della sua doppietta. Un'azione che è stata contestata in maniera comunque molto contenuta dai locali, che adesso però devono stare attenti alla potenziale rimonta di una squadra che ha trovato anche coraggio e soprattutto un nuovo entusiasmo dopo questo gol che ha accorciato le distanze. Poi nel calcio a 5, 2 gol di differenza quando mancano 17 minuti scarsi, sinceramente non sono assolutamente nulla. Sport molto particolare questo. Dudu mette il pallone in fallo laterale, rimessa De Crescenzo, Abdala, palla che viene ribattuta di nuovo, out. Abdala, scambio con De Crescenzo che evita il fallo laterale, si libera un suo avversario, poi Mazzocchetti lo precede, i due si scontrano, vorrebbero fare i locali ma non c'erano i presupposti per un intervento arbitrale
che è stato assolutamente fortuito l'impatto. Azione lenta che riparte da Victor Mello. Il lancio verso lo stesso Mello, intercettato da Fabinho, che scarica però sbagliando verso il suo compagno di squadra. Abdala intanto approfitta, Victor Mello viene contratto da un suo avversario. Bella palla di Bebetinho, direzione di Abdala, che viene fermato però da due giocatori del Color Max che non riescono a sofferargli il pallone. Ancora Abdala, d'esterno adesso cerca di servire De Crescenzo, non riesce per intervento di Miser, e poi chiude i conti definitivamente Bebetinho, dando indietro al portiere Moliterno, che ha già avviato questa manovra quando mancano 15 minuti e mezzo, la conclusione del match. 4-2 per il Color Max Pescara, che poco fa ha subito l'unico gol di questa seconda frazione ad opera di Abdala. Doppietta per lui, ci riprova Abdala, il tiro però arriva smorzato, quindi può ripartire Mazzocchetti al limite dei 4 secondi. Lungo lancio per Dall'Onder, che aggancia di testa, poi riesce a mantenere il possesso del pallone, guadagna solo un calcio d'angolo per intervento finale di Bebetinho. Vedremo l'esecuzione dell'angolo da parte di Dudu. Lungo lancio Dall'Onder, l'idea è buona, la conclusione non è ottimale, però insomma sfiora la traversa e quindi siamo a 15 minuti esatti dalla conclusione del match. Bravo Dudu a contrastare Lollo Suazo, a mettere in fallo laterale, è rientrato anche Fantesela, eccolo qua in azione. Ci riprovano gli ospiti in questa bella combinazione, e poi la palla miracolosamente viene salvata da Mazzocchetti sulla imbeccata da parte di Lollo Suazo, e la conclusione volante di Bebetinho che si dispera. Aveva toccato anche Dall'Onder, bravissimo Mazzocchetti, un'autentica prodezza, un intervento miracoloso, sembrava destinata in fondo alla rete. Questa conclusione ravvicinata, bella, a volo di Bebetinho, prodezza dell'esterno, del laterale offensivo della squadra ospite, che adesso comunque attacca vertiginosamente, si difende come può un Color Max che comincia ad accusare un po' i colpi anche di una stanchezza fisica dopo un primo tempo brillantissimo pure sul piano del ritmo, con cui aveva conquistato un meritato 4-1. Adesso siamo su 4-2, anche perché Sandra Abate ha subito uno scossone sicuramente da parte di mister Ivan Oranges nello spogliatoio, e si vede ancora più determinata, più decisa, virtù anche del gol realizzato da Abdala, anche se c'è stata un'iniziale contestazione blanda, non incisiva, comunque c'è stata da parte dei giocatori locali, che adesso subiscono questo tentativo triplice da parte di Lollo Suazo. Poi Mazzocchetti è costretto a dare nel deserto perché nessuno gli dà manforte nei suoi paraggi. Così può ripartire la formazione irpina. Dudu Morgado, poi l'ultimo a toccare, quindi si riparte dalla squadra ospite, che però subisce questo tentativo di contrattacco. 3 contro 3 Dall'Onder, buona l'idea per Miser, che si ripete il suo avversario, poi conclude malissimo sulle braccia di Moliterno, non dà forza al pallone dopo che si era inventata una soluzione molto intelligente con una finta di conclusione, e invece è riuscito a dribblare Victor Mello. 13 minuti e mezzo alla conclusione. Lollo Suazo cerca spazio per il tiro. L'attacco di Dudu, che protesta contro il direttore di gara Iannuzzi per l'intervento secondo lui falloso. Poi Fantesele finisce per le terre. Dall'Onder perde il contatto col pallone, lì c'era fallo su Victor Mello. Gli arbitri non stanno fischiando più nulla, protestano tutte e due le squadre, secondo noi hanno ragione. Attenzione a questa bella azione con fallo finale da parte di Gerry, fallo fischiato a Coco Smith,
fallo c'è tutto adesso, ineccepibile, e c'è anche il giallo ineccepibile anch'esso da parte di Guilmi, che invece aveva subito le contestazioni nel primo tempo da parte della squadra abruzzese. Fallo netto di Menzeguez, Gerardo Ariel detto Jerry, che aveva inventato una bellissima soluzione. Bravo Coco a fermarlo anche se fallosamente, perché si sarebbe ritrovato a tu per tu a 2 metri dalla linea della porta. Sotto i 13 minuti questa punizione, opportunità per la squadra irpina. Sulla sfera c'è Lollo Suazo, però c'è anche Abdala, autore dei 2 gol con cui il Sandro Abate Avellino limita i danni per il pesante 4-2 contro un Color Max. Ha giocato un eccellente primo tempo per le sue forze, per il suo roster, la sua rosa. Lollo Suazo ha provato, ma avete visto nettamente il pallone terminare in fallo laterale. Tentativo anche questo ribattuto da André Ferreira da parte di Victor Mello. Lo Suazo, Fantesele cerca uno spazio e poi la conclusione, bellissima, gol 3-4. Adesso il Sandro Abate Avellino 3-4, la formazione di casa. Lollo Suazo ha fatto tutto lui con un colpo mancino, ha infilato in diagonale la porta di Mazzocchetti per la terza volta. Gran gol alla Suazo, 12:37 da giocare, quindi Color Max vede avvicinarsi gli irpini quando sono passati 7 minuti e mezzo della ripresa. Un parziale di 2-0 per gli ospiti, quindi accorciate le distanze. Attenzione, ancora il Sandro Abate Avellino scatenato, ci mette una mezza pezza Mazzocchetti mandando in fallo laterale sull'incursione di Victor Mello. Gran gol di Suazo poco fa, non violentissima la conclusione, d'esterno anche di punta ed esterno un po' a metà strada. La palla si è infilata nell'angolino opposto. Secondo noi Mazzocchetti era anche coperto nella visuale dai suoi stessi compagni, che stanno accusando il colpo. È rientrato anche Gagliani, che è stato poco impiegato. Gagliani pressato, assegnata la rimessa in gioco al Pescara. Protesta questa volta Suazo. Non è una felice giornata della coppia arbitrale fino a questo momento. Sbaglia Gagliani, soffia la palla Victor Mello solo parzialmente. Ancora Gagliani che cerca un compagno libero, non trova nessuno, sfera in fallo laterale. Color Max in difficoltà anche e soprattutto per merito degli ospiti, che stanno giocando un secondo tempo completamente diverso rispetto a quello lento e impacciato della prima frazione, dove gli ospiti hanno subito un predominio territoriale dei locali, che hanno giustamente segnato 4 gol con merito, ma che adesso stanno subendo a loro volta la pressione dei campani. È uno spirito anche combattivo del tutto, anzi diremmo diametralmente opposto rispetto alla prima frazione. Era da aspettarselo, Fantesele a sbattere contro Gagliani, non c'è intervento falloso, però si falli uno solo dei locali, 0 degli ospiti. Squadra correttissima dal punto di vista proprio dei falli, perché anche nel primo tempo soltanto un fallo complessivamente, finora 0. Bella questa azione individuale di Jerry, che però non riesce poi a trovare il varco giusto. È scesa di intensità la partita dei locali, che adesso stanno subendo ancora una volta gran rischio con questa diagonale di Victor Mello, una pressione. Inevitabilmente e giustamente e opportunamente usiamo 3 avverbi per la squadra locale. Chiede time out Palusci. Mancano 10:56 al cronometro, 4-3 per il Color Max Pescara su un Sandro Abate Avellino, tutt'altra fattura rispetto al primo tempo.
Si torna in campo, dicevamo nel corso del primo tempo che mentre Sandro Abate affronterà il Dosson che sta vincendo 2-1 adesso proprio con la capolista Acquestapone in questo momento, sabato prossimo 9 di novembre il Color Max affronterà in trasferta il Genova, altra matricola, mentre un'ulteriore matricola in Mantova sarà ospite qui al Pala Rigopiano sabato 16 novembre. Intanto c'è un fallo di mani, probabilmente la contestazione del pubblico qui vicino alla nostra postazione. L'arbitro ha lasciato correre anche in questa circostanza e comunque arbitri molto insicuri in questa gara fino a questo momento, decisioni che hanno scontentato un po' tutti. Palla che non arriva di pochissimo Andrea Ferreira grazie all'intervento dell'autore del terzo gol, cioè di Lollo Suazo, che sta giocando una più che buona partita. Fabinho pensa al tiro, lo effettua fuori misura. Fabinho sta facendo praticamente un difensore aggiunto, lui che è un pivot impegnato e impiegato in un ruolo non proprio suo. Abdala, il tornello, adesso Lollo Suazo, palla intercettata parzialmente quando scocca il 10° del secondo tempo da Dall'Onder. Locali che hanno come migliori marcatori, attenzione Andrea Ferreira che si libera bene però poi crossa male. Misel e Fabinho hanno segnato 4 gol, adesso un gol a testa entrambi, quindi 5-5. Dall'Onder resta a quota 2, Andrea Ferreira sale a quota 2 anche lui, sale a quota 2 anche Dudu. Poi c'è un'autorete per quanto riguarda gli abruzzesi. Lancio in direzione del Ferreira che si libera di un avversario e poi Dall'Onder a 2 metri non riesce a mettere dentro la palla per l'intervento salvifico di Francesco Moliterno, che mette la sfera in fallo laterale per asciugare il terreno di gioco. Bellissima questa opportunità creata con un sombrero da parte di Andrea Ferreira, che ha fatto una gran bella cosa sul suo diretto avversario, poi affidando l'appoggio a Dall'Onder. È stato bravissimo Moliterno a intuire tutto e a chiudere lo specchio. Non era facile per Dall'Onder in effetti, nonostante la distanza molto ravvicinata. Quando il portiere chiude lo specchio ci devi provare, anche perché era in scivolata, quindi in estirata come si usa dire oggi. 9:33 da giocare, sempre 4-3 per i locali, palla ovviamente restituita al Sandro Abate Avellino, che vi ricordo ancora una volta in 6 anni dalla Serie D è arrivata alla massima serie. Complimenti davvero alla società irpina, ha fatto cose pazzesche in poco tempo, onorando la memoria di Sandro Abate dal figlio Massimo in poi. Si ricomincia con Dudu e poi c'è un fallo di De Crescenzo proprio su Dudu, primo giallo anche per la formazione ospite. Deciso di Guilmi in direzione di Davide De Crescenzo, cognome tipicamente campano. Palla per Dall'Onder che col destro ci prova, ci mette la manina santa il bravissimo Moliterno. Sarebbe stato un gran bel gol di destro tra l'altro di Dall'Onder, che aveva puntato all'angolino. Intanto Dudu ci prova, il rasoterra viene ribattuto perché è lungo la traiettoria da Victor Melo, che dice di no. 9 minuti spaccati in questo istante, dice il tabellone, 4-3, dice sempre lo stesso tabellone, questo sesto turno di campionato. E poi c'è un brutto intervento di Abdala su Misael, fallo. Allora, se c'è fallo c'è anche il cartellino giallo. Abdala si lamenta perché vorrebbe lui il cartellino giallo per Misael, che avrebbe simulato. Comunque la punizione è stata assegnata, secondo fallo degli ospiti contro un solo fallo della squadra di casa, che adesso
rinvia con André Ferreira direttamente in fallo laterale all'altezza del centrocampo. 8 minuti e 45 secondi da giocare. Abdala cerca lo spazio per il tiro, Scaravento, una botta ribattuta da Misael in fallo laterale. Victor Mello, si riparte da lui, ha giocato un minutaggio altissimo Mello, come Abdala, che è entrato tardivamente nel corso del primo tempo ma non è uscito praticamente quasi più. È entrato anche Bebetigno. Prende la rincorsa, il tiro è violento ma fuori misura Victor Mello. 8-17 da giocare, sempre 4-3 per i locali. Partita comunque tutt'altro che noiosa. Primo tempo per i locali, il secondo per la squadra irpina, che ha accorciato le distanze 2 volte, da 4-1 a 4-3, però l'aggancio non è ancora riuscito. Sta salendo un po' il Color Max Pescara, qualche metro guadagnato, senza abbassare ulteriormente il baricentro come aveva fatto, subendo però le 2 reti. Evidentemente il time out chiesto da Palusci è servito proprio a questo. Bisogna stringere i denti, naturalmente ci sono molti giocatori acciaccati per i locali. Vi ricordo ancora una volta, Coco sta giocando con una caviglia gonfissima, ma il capitano ci vuole stare. Ha commesso anche un errore non da lui stesso nel corso del primo tempo, che ha costato l'unico gol della prima frazione degli ospiti. Intanto Dudu perde e poi recupera palla. Ci manca anche Parra per i locali, giocatore importante lo spagnolo, mentre per la squadra di Ivan Oranges anche qui un'assenza che abbiamo definito pesantissima per squalifica di Gianluca, autore fino a questo momento, vi ricordo, di 5 reti in 5 giornate, quelle precedenti. Questo infatti è il sesto turno, 7:24 da giocare in questo momento. Si ripartirà dalla rimessa in gioco di Lollo Suazo, che ha siglato il gol del 4-3 al 7° minuto della ripresa. Malinteso dei giocatori in maglia nero-verde tra Abdala e Lollo Suazo, palla quindi viene assegnata, viene rimessa in gioco dalla squadra abruzzese. Già fatto tutto questo, Dudu, Morgado, dall'Onder, attenzione in profondità, Andrea Ferreira non riesce ad agganciare l'ultimo appoggio. Bravo comunque De Crescenzo a gestire questo pallone. Attenzione a Lollo Suazo che ci prova di destro, Mazzocchetti smanaccia in calcio d'angolo. De Crescenzo, l'idea è buona, il pallone è alto. Perde l'acqua e sapone ancora, ma stavolta 3-2 sul campo del Dosson, che sarà la prossima avversaria proprio del Sandro Abate Avellino. L'attacco di Fabinho. Misael. 6 minuti, poco più. Misael questa volta non aggancia la rimessa dal fallo laterale. Distanza, dice l'arbitro, come il regolamento vuole. Lollo Suazo, Abdala, al di là dei gol è stato sicuramente tra i migliori. Bravo anche Moliterno, che ha salvato la propria porta in più di una circostanza. Gran recupero di Du Morgado, che dà questo pallone in profondità per Misael. Moliterno, lo stavamo dicendo, miracolo anche stavolta, bravissimo a chiudere il varco a Misael. Attenzione, intanto il gol, arriva Abdala, ancora lui, 4-4. L'appoggio forse è stato di Lollo Suazo, ma conta che Abdala si è scatenato, tripletta per lui a 5:53, aggancio riuscito, contropiede velenosissimo sull'attacco miracoloso da parte di Misael in profondità, l'appoggio di Dudu, splendida azione, bellissima, grande intervento di Moliterno. La squadra campana è ripartita in maniera velocissima e ha siglato, ha trovato il gol del 4-4 con un tiro ravvicinato imprendibile ancora una volta per Mazzocchetti. Sempre Abdala, lo stavamo dicendo prima, tra i migliori, 4-4. Praticamente un parziale di 3-0 nella ripresa.
il Color Max Pescara ex Civitel non riesce a trovare il gol. In questo secondo tempo, dove la formazione di Palusci è in evidente fase di calo, ha lavorato tantissimo, ha dato tutto quello che poteva nel corso della prima frazione, adesso si vede raggiunto da una squadra che è apparsa da subito molto più determinata, anzi completamente determinata rispetto al primo tempo, come ho detto più volte, addirittura trovato con un parziale di 3-0 il 4 pari. Fantesele, vedremo come reagirà adesso il Color Max, che non ci sta a regalare questi punti preziosissimi per la sua modesta classifica, soltanto 3 punti come dicevamo poco fa contro i 9 della squadra irpina, che ci ha creduto, ha trovato 3 volte la via del gol, 2 con Abdallah che aveva già segnato il primo tempo e una con Lollo Suanzo. Mazzocchetti la manda in fallo laterale, chiede scusa ai suoi compagni per la rimessa forse un po' affrettata, si era accorto dei suoi compagni vicini. Fantesele, Lollo Suazo, tacco a seguire, Fabinho, buona opportunità, Fabinho pensa al tiro, si aspettava un appoggio in direzione di Misael, capisce tutto, un ottimo Victor Mello che è un tappabuchi, sta dappertutto, ci mette sempre il piede giusto al momento opportuno. 4:35, 4 pari, bella partita assolutamente, due squadre che si sono divise i tempi. Rimessa dall'angolo o fallo laterale, siamo lì con Coco Smith, il capitano ha voluto tornare per forza in campo e dare una mano ai suoi compagni in difficoltà. Misael, la gran botta, respinta in fallo laterale, vedremo se ci sarà una reazione d'orgoglio dei locali che vogliono a tutti i costi la vittoria, come un Sandro Abate Avellino che sicuramente a questo punto avrà pensato, visto che siamo qui, proviamo anche a vincerla. Comunque bel recupero della squadra Ivano Ranges, che ha trovato dignità e orgoglio nel corso di una ripresa giocata decisamente meglio della squadra del Color Max Pescara, che ha accusato il colpo, la fatica della prima frazione dove aveva dominato letteralmente, giocando decisamente meglio e meritando anche il 4-1. Lo strappo è stato subito dopo 2 minuti e poco più, il gol 4-2 chiaramente ha cambiato le carte in tavola. Ci riprovano gli ospiti con questa conclusione di Gerry, palla verso l'incrocio dei pali, sfiorato la traversa, vorrebbe anche angolo, ma non c'è stata deviazione, anche non abbiamo percepito tutto questo. Non riesce a riorganizzarsi il Color Max Pescara, brillantissimo il primo tempo fino alla fine, tant'è vero che il gol del 4-1 è arrivato con Fabinho, con Fabinho a 6 secondi dalla conclusione della prima frazione. Poi però le cose sono cambiate, adesso sarà dura fino in fondo anche reggere l'urto di una squadra che continua a giocare con estrema convinzione, che sta vincendo in questo secondo tempo per 3-0, complessivamente 4 pari. Attenzione, errore, quindi questa palla, gol 5-4, gol di Gerry, appoggio perfetto di Victor Melo che anziché calciare dopo l'errore delle retrovie del Color Max, forse è stato Galliani a sbagliare perché lo rimprovera Dudu, quindi passano in vantaggio gli irpini, clamorosa rimonta quando mancano 3 minuti e 27 secondi, il gol di Menzeguez, scusateci se abbiamo sbagliato, Menzeguez, cioè detto Gerry, ma il merito è soprattutto di Victor Mello, lo stavo dicendo prima, ha giocato un'ottima partita, assist delizioso, palla praticamente a porta vuota perché Mazzocchetti era altrove, non poteva che coprire il tiro ravvicinato eventuale da parte di Victor Mello, che invece ha scelto la via dell'appoggio intelligente al tutto solo Gerry, che ha messo dentro praticamente a porta sguarnita. Da 4-1 a 4-5, una rimonta pazzesca degli ospiti, da cui si aspettavano una reazione del genere, ma non fino a questo punto. Complimenti davvero alla squadra Ivano Ranges, che
Adesso però subisce tra virgolette il portiere di movimento, quindi a grosso rischio il Color Max Pescara, che non ha più nulla da difendere e da perdere quando mancano 3 minuti, ancora tanto alla fine del match, 3 minuti e poco più. Vedremo se la squadra di casa, che comunque meriterebbe il pareggio per l'ottimo primo tempo che ha disputato finora, riuscirà a ritrovare almeno un punticino. Ci prova col tiro direttamente Fabinho. Moliterno, che ha segnato un gol in un recente incontro, stava pensando al tiro, poi la cosa gli è sfuggita anche per il controllo, la marcatura da parte dei giocatori abruzzesi. Intanto c'è questa rimessa in gioco da parte degli ospiti. Coco Smith guadagna qualche attimo con molto mestiere per piazzare i suoi nelle retrovie, rimproverando i suoi compagni di squadra. Mazzocchetti sicuramente restituirà il posto di portiere di movimento ai suoi compagni, infatti torna con la casacchina gialla Misael come quinto attaccante, 2 minuti e 28 da giocare, sempre 4-5, poco fa il gol di Jerry Menzeguez. Dudu pensa al tiro, Misael supera il suo avversario, poi palla al centro e Moliterno la mette in calcio d'angolo. Dudu, ancora Dudu Morgado, 2 minuti spaccati in questo istante. Misael debolmente e poi la palla si avvia verso la porta, però terminerà fuori. Ha rischiato tantissimo il 4-6 il Color Max Pescara. Intanto Misael che rinvia fuggendo da portiere titolare. Time out chiesto dalla panchina questa volta di Ivan Oranges per gli ospiti quando mancano 1 minuto e 52 secondi alla conclusione del match. 4-5 il parziale, ci sono i falli che non può preoccupare nessuna delle due, un fallo per i locali, 2 per gli ospiti. A dopo. Si ricomincia. Lungo lancio a cercare Fantesele, è improprio, quindi subito il cambio per la squadra del Color Max con Misael che torna in campo con la maglia numero 10, la casacchina gialla. Fallo laterale, viene battuto. Dudu Morgado, Carlos Eduardo Morgado, detto Dudu, eccolo qua, maglia numero 11, tra i migliori. Bellissimo questo assist per Dall'Onder che si mangia il gol del 5 pari con un piattone che termina fuori da distanza ravvicinatissima. Fantesele un po' inciampa, un po' subisce fallo, cerca di recuperare questo pallone che invece viene recuperato dalla forza di Dall'Onder, che però non imprime violenza al pallone, così nessun problema per Moliterno che addirittura riesce a calciare sul soffitto che è altissimo. Non era facile colpire il tetto del Palaricopiano, ci è riuscito Moliterno che ha giocato un'eccellente gara salvando a più riprese la sua porta. Del resto, come abbiamo detto tante volte, è un portierone e lo sappiamo, non a caso in nazionale. La conclusione di punta, attenzione, poi la girata di Dall'Onder, il tentativo precedente di André Ferreira, poi Moliterno riuscito a deviare sulla conclusione non forte ma angolata di Dall'Onder che ha guadagnato comunque un calcio d'angolo. 1 minuto e 08 da giocare.
stringono i denti i giocatori in maglia nero-verde. Ci prova il Color Max con generosità, con tanto cuore. Oggi avrebbe meritato o meriterebbe almeno un punto per questa partita rimontata con altrettanto merito dagli ospiti, ma sembra eccessiva la penalizzazione, anche perché questo secondo tempo le cose non sono andate per il verso giusto mai. Misael, avete visto anche la conclusione, poi il gol del 6-4 da parte di Fantesele. Sì, 6-4 e la gara praticamente rischia di concludersi qua, anzi senza rischio, perché mancano solo 44 secondi. La parata di Moliterno sulla conclusione di Misael è stanza ravvicinata, e poi la bravura e l'esperienza di Fantesele che a 44 secondi dalla conclusione sigla il 4-6. Chiaramente una vittoria importantissima per gli ospiti. Ancora bravi con Moliterno, attenzione alla grande occasione, palo interno, veramente sfortunata la squadra di casa con André Ferreira, palo interno e poi sul contropiede l'opportunità, e infatti arriva il 7-4 pesantissimo ad opera di Victor Mello quando mancano 27 secondi dalla conclusione. Ma sinceramente non merita questo schiaffo violento alla squadra di casa, questo va riconosciuto come nostra considerazione, perché da un palo interno pazzesco di André Ferreira si finisce col 7-4, quindi dal potenziale 5-6 a 4-7. Pesantissimo questo passivo che penalizza tantissimo la squadra di casa, che nella ripresa non è riuscito a segnare neanche un gol, ma l'esperienza, la qualità dei giocatori e il mestiere di giocatori di qualità e di assoluto spessore come i vari Fantesele, Bebetigno e compagnia, Victor Mello, hanno fatto tutti questi elementi la differenza. 8 secondi alla conclusione, finisce qui. Naturalmente si aspetta solo il triplice fischio dei direttori di gara. 4-7 pesantissimo, uno sport veramente molto strano questo. Complimenti però a Alessandro Abate Avellino, che ha disputato un egregio secondo tempo, aiutato anche un po' dalla buona sorte, come abbiamo visto, un palo nel primo tempo, un palo nella ripresa, palo interno, tanti interventi di Moliterno, ma soprattutto una determinazione che è servita a conquistare 3 punti preziosissimi in rimonta dopo un 4-1 fustigante nel corso del primo tempo ad opera di un Color Max Pescara, che probabilmente non meritava una punizione così pesante, ma calcio a 5, come si dice in questi casi, è questo e bisogna accettarlo così com'è. Vi ricordo rapidamente tutti i marcatori e ringrazio Massimo Lupacchini per la parte tecnica. Al terzo minuto del primo tempo Misael, poco dopo Dudu, 2-0 per i locali, Abdala accorcia al 15esimo, al 16esimo André Ferreira porta sul 3-1 il Color Max Pescara, che porta 6 secondi alla conclusione sul 4-1, risultato con un gol di Fabinho. La ripresa soltanto il Sandro Abate che va in gol con Abdala, con Suazo, ancora con Abdala, poi con Menzeguez, detto Jerry, ancora con Fantesele dopo un clamoroso palo interno di André Ferreira a 29 secondi alla conclusione. A 27 invece Victor Mello a porta vuota sigla il gol definitivo 7-4 per il Sandro Abate Avellino. Complimenti alla squadra di Milano Oranges, ma complimenti per il primo tempo anche al Color Max Pescara, che chiaramente deve dare continuità. Non si gioca solo un tempo e in questo momento la squadra di casa può soltanto quello che ha fatto, ma comunque ci sono dei segnali di ripresa assolutamente rispetto a gare precedenti. Ricordo solo il risultato finale, quindi Color Max Pescara 4, Sandro Abate Avellino 7. Grazie a tutti, buonasera.